Fa sedere. Certo che fa sedere, se è fatto per sedere uno si siede. E allora? E dove? Che devo fare queste cose girevoli? No. Non si butti addosso, per favore. No. Se ne stia nella sua parte, la panchina è fatta per sedersi uno di un posto e uno dell'altro. E allora? Ne ho conosciuto di gente che allungava le mani, io. Oh. È frauda gatti. Ne ho trovato che allungavano le mani. allungavano le E mani. allora? Ma lascia perdere che no. Lei parla così perché non sa. Io dentro di me c'ho un bubone. Oh. Di quando ero ragazzina, Oh. a 63 anni, che sono stata molestata. Oh, yeah. Oggi dopo un audeo. E cos'è successo? È successo che questo qui se ne è avvicinato Oh. con una caramella in mano, frauda gattenti. E allora, due parole belle. E l'altra? E Allora? allora mi ha preso per mano e mi ha strattonato. E cos'era? Quanti anni aveva? Io? No, Lui. lei. Era come lei. Oh. Eh. E allora era grande, o no? Allora questo qui, mi ha preso proprio 3 ore per mettersi il preservativo. E io aspettando. Lo fa. Tu vai. E l'emozione le ha fatto, o no? Ma guardi, poi insomma... Certo, ma no. E non solo. E allora? Quando uno che te metti a Savini, Lei è un psicologo. quando due c'hanno, è una cosa tra l'uomo e la donna, ma sin dai tempi di Adamo ed Eva, Chi era quella? Le sai la storia di Adamo ed Eva? Avevo sentito parlare di dov'era, di Sarda. Via Medio Campidano, ma non mi dà rigore di via precisamente. Ed era Deva. Deva, ed erano nell'orto. Il padrone dell'orto dannò la vaga sta andando a fare commissioni, non toccate la mela che da pochetto a macina. E allora? E Deva passa mezz'oretta e Deva ti fai di Adamo, ti fai di... già la volevo una mela. Furbicetta, sa femmina, compri? Furbicetta. E damo danno, ma proprio la mela da che sto macina. C'è pere, c'è mandarini. E guarda, ma la laviamo di fare di guarda. Bagassa. Purtroppo Lo fa. Lo fa, sa femmina. E sa quanto ne hanno che sono
Pringiao. Oh, L'hanno molto messo in pringi. molto. Molto. Tu fai. Eh, Africano centimetri, Comunque adesso io sto bene. Come mai? Perché mi sono messo i denti nuovi. Là che c'è gente. Ma non adesso questo quello il molestatore. Buonasera. Sera. È disturbato? No, Stavamo conoscendo. Perché? Lunghi siamo. No! No, perché figlie. io le stavo spiegando della dentiera nuova che mi sono fatta mettere La dentiera adesso. nuova. Allora? Sono andata a Nuoro a mettere i denti. Dai, perché? Allora. Perché a Nuoro fanno questi denti belli e mi hanno messo questi denti davanti che quando io devo raccontare una cosa che è interessante, se non me la voglio dimenticare, mi tocco con la lingua i denti davanti e incidono, sono gli incisivi. Incidono il discorso. Che possiamo anche... Secondo me possiamo anche andare dopo. Poi No, dille tutte la dentiera. Poi c'è, ad esempio, quando tu sei davanti alla Narado, lascia tu perdere che ne fai dinuta È tanti. bene. Che Quando se sei- scusa di questa trasmissione, questo sono fatti. a casino. E allora? Perché lui i denti ce li ha, capito? E l'ho detto Quando che è siamo identico. fuori, Sandro? Sette. E allora c'è l'altro dente. Quale? Quando io vado a dormire, Oh. che non riesco a dormire, che mi giro nel letto, mi tocco l'ultimo dente e sento una storiella e mi addormento. E che dente è quello? È il molare della favola. Vediamo. Io. Signora Gioletto, ci manda lei la pubblicità? E allora, certo, che. Ma te sei scherzando? Non se la manda la pubblicità? Eh? La pubblicità ce la manda? Eia! Dica pubblicità. Eh? Pubblicità. Chi? Deve dire. Non tu comprendo. Ed è che dobbiamo dire. Cosa Pubblicità. dobbiamo dire? Pubblicità. Pubblicità. Di? Benito Urgu, Jacopo Culline!